Ciao e benvenuti nella nostra cucina. Oggi prepariamo il falafel. È una pietanza araba, probabilmente di origine egiziana. Sono delle polpettine fritte speziate di fave o ceci. Noi oggi ne prepariamo la variante egiziana, a base quindi di fave. Approfittiamo del fatto che siamo ad aprile, per cui siamo in stagione di fave. Utilizzeremo infatti le fave fresche. Ecco gli ingredienti per il falafel. Innanzitutto l'ingrediente base, le fave. Adesso abbiamo detto è stagione di fave, per cui le utilizziamo fresche, però sono reperibili tutto l'anno, possono essere trovate surgelate o anche secche decorticate. Il prezzemolo, un cipollotto, uno spicchio d'aglio, olio per friggere, utilizziamo olio di girasole, pepe, sale. La spezia principale, che è il coriandolo, noi aggiungiamo anche il cumino. Diciamo qualcosa sulle fave. Le fave sono legumi della famiglia delle Papilionacee, la cui consumazione può avvenire sia cotto sia crudo. Sono ricche di proteine, di fosforo, potassio, calcio e vitamine A e C. Oltretutto sono ricche di fibre, per cui indispensabili nella regolazione delle funzioni intestinali e contribuiscono nel controllo dei livelli di glucosio e colesterolo nel sangue. La prima cosa che ho fatto è stato sgranare le fave. Questo è il risultato. Sono veramente molto fresche, molto tenere, quindi in realtà non ho neanche bisogno di spellarle. Le utilizzo così come sono. Se invece dovessero essere secche o comunque surgelate, la cosa più importante è togliere la buccia. Io le trasferisco nel mixer, così come sono. Aggiungo lo spicchio d'aglio. La cipolla, una presa di sale, anche due, poi ci regoliamo, un po' di pepe, e le spezie. Allora abbiamo detto il coriandolo, e un po' di cumino. Qui a questo punto iniziamo a passarle al mixer. Questo è l'impasto che ho ottenuto. Non faccio altro che aggiungere del prezzemolo tritato e lascio riposare l'impasto per almeno un'ora. È trascorsa un'ora e l'impasto ha riposato, si è anche un po' solidificato. Tuttavia, se non è abbastanza solido, possiamo in ogni caso aiutarci con un pizzico di farina, proprio un pizzico, e amalgamiamo, e questo serve a legare l'impasto. Iniziamo a formare le nostre polpettine. Schiaccio bene l'impasto, è molto umido, per cui, perché ovvio sono fave fresche, lo immergo nella farina in modo da asciugarlo un po'. Padella con olio caldo abbondante. Inizia la frittura. Quando uno dei due lati è dorato, possiamo girarle. Sono pronte.
Le mettiamo su carta assorbente per togliere l'olio in eccesso e adesso poi ci spostiamo per rimpiattarle. Siamo pronti, ecco qui il falafel, polpettine di fave speziate e fritte, vanno servite calde, io le servo con dell'ottimo hummus, una salsa a base di ceci, sempre una ricetta medio orientale, vegana, quindi senza derivati animali. La potete trovare, anche questa ricetta, sul nostro canale YouTube Animalisti Friuli Venezia Giulia. Vi do appuntamento alla prossima ricetta e buon appetito!